Premiato stamani presso il comune di Porto Empedocle il miglior presepe realizzato in occasione del concorso promosso dall'amministrazione comunale empedoclina durante il periodo natalizio. A vincerlo l'Istituto Nautico Gallo di Porto Empedocle, diretto dalla dirigente scolastica Girola Macasà. A consegnarlo agli alunni presenti per l'occasione l'assessore alla cultura Stefania Laporta e il sindaco della città marinara Ida Carmina. Quest'anno terza edizione del concorso per i presepi delle scuole empedocline e abbiamo premiato per ben 490 preferenze l'Istituto Tecnico Nautico Gallo. E per noi è un orgoglio perché intanto una scuola empedoclina e comunque siamo orgogliosi di tutti i presepi perché tutti erano uno particolare, nella sua particolarità l'uno diverso dall'altro. Però siamo contenti che ogni anno genitori, amici, parenti votino e partecipano a questa bellissima iniziativa. Siamo contentissimi di aver premiato un istituto superiore che si afferma in questo territorio, doppiamente un territorio marinaro, e quindi dà la possibilità di creare qualcosa che riporti alla tematica del mare, quindi tipica del loro istituto, ma che vada a toccare la tematica del presepe, che unisce ogni religione ormai e ogni tradizione e che si ricollega alle festività natalizie. Quindi sono orgogliosa di questa iniziativa che anche quest'anno ha riscosso tanto successo. Siamo felicissimi che questa edizione sia stata così tanto partecipata, che abbia coinvolto anche quest'anno la scuola superiore, l'istituto nautico, e anche della tematica affrontata che è molto legata al mare, il presepe realizzato con materiali legati al mondo marinaro, la corda, la vela, il legno e anche il motto che c'è: non mollare, troverai la giusta rotta, è evidentemente molto significativo. Questi ragazzi interagiscono e questa scuola interagisce perfettamente col territorio, e per quel che riguarda la tipologia, un nautico che ha a che fare al mondo del mare, e per la loro partecipazione alla vita di questo paese. Ad esempio questa scuola ha partecipato a novembre scorso all'incontro col ministro Toninelli, che è il ministro delle infrastrutture, che ha riguardo al nostro territorio e anche al porto, ci ha parlato anche delle grandi prospettive di sviluppo di questo porto, loro presenti. Quindi è davvero bello che Porto Empedocle cresca insieme ai suoi giovani. Speriamo che possa davvero offrire loro qui in loco le opportunità di lavoro. Stamattina il sindaco di Porto Empedocle ha premiato i ragazzi del nautico, sempre di Porto Empedocle, perché hanno vinto il primo premio della terza edizione della costruzione di un presepe, e i nostri ragazzi lo hanno costruito all'insegna di una nave dove è scritto: non mollare, troverai la giusta rotta. In un tempo in cui c'è disoccupazione giovanile, in cui i giovani cercano veramente la rotta, è un segno cristiano dove il bambino Gesù, che viene ogni anno a portarci la parola di speranza, di fraternità, di amicizia tra i ragazzi, chiaramente porta quest'anno la prospettiva ai giovani di di arrivare alla loro rotta. Sarà la rotta del loro lavoro, della loro formazione di vita, della sintesi di tutto quello che loro a scuola apprendono per poi poter spendere queste competenze nei posti dove vanno a lavorare. L'imbarcazione è stata realizzata con vernice e stucco, e carteggiando il tutto dopo aver fatto lo stampo abbiamo verniciato blu e bianco, scritto tutti i nomi dell'istituto, della città, abbiamo scritto una bella frase sulla vela, tutti i personaggi del presepe, e sono veramente contento che siamo riusciti tutti insieme con la scuola a riuscire a costruire una cosa del genere, che insomma per un istituto così piccolo già nel suo piccolo fa abbastanza.